Confagricoltura, con lo scopo di aiutare tutto il comparto agroalimentare veneto, ha attivato un nuovo servizio che consiste nel portare al domicilio dei consumatori i prodotti. Oggi mi è stato consegnato dall'azienda 47 Anno Domini, un'importante azienda della nostra provincia e che da decenni lavora nel territorio, questo vino particolare che si chiama Battista, come il nome del nonno da cui nasce poi tutta la generazione di questa azienda. È un vino formato da diverse uve, abbiamo il Cabernet, abbiamo il Merlot, ma soprattutto abbiamo adesso, oggi come oggi, una piccola percentuale anche di Raboso. Un vino molto curato perché viene soprattutto una sommaturazione delle uve e poi nell'affinamento nel tempo viene messo nelle barrique che a seconda poi dell'annata possiamo andare da 1 anno e mezzo fino a 2 anni. Quindi il vino che otteniamo è un vino molto molto strutturato. Il colore, l'ho visto nel 2016, però già dal colore si può vedere che è ancora un colore molto vivace, siamo ancora sul rosso rubino, con una buona consistenza. Il naso, i profumi, cominciamo a sentire i profumi sia del Cabernet, quindi le note leggermente erbacee, ma anche le note del Merlot e le note un po' del Raboso nelle sensazioni fruttate, ma queste sensazioni legate anche all'affinamento nel tempo del legno, quindi note vanigliate e note speziate. L'assaggio, il vino si sente, entra in bocca molto prepotente, buona acidità, un tannino già ben evoluto, già ben elegante, con una grande persistenza. Ecco, sicuramente questo è un vino che va abbinato a piatti più strutturati, pensiamo a dei piatti come potrebbe essere una selvaggina da piuma, un bel spezzatino, un arrosto, un brasato, quindi sicuramente piatti molto importanti. Provateli, Cin Cin da Associazione Italiana Sommelier e Confagricoltura.